Ciao ragazzi, questo è Elastico, siamo a Valdastico nell'Alto Vicentino ed è da quest'acqua, anche da quest'acqua, che dipende la buona riuscita del formaggio. Cosa vivi quando apri una forma di formaggio, Claudio? Allora, il ricordo di un periodo della mia vita che è durato molti anni e quando tagliavo le forme di formaggio lungo le strade in forma ambulante perché vendevo alle famiglie, vendevo al dettaglio e poi avevo qualche rifornitura alberghiera. È una passione che qualcuno ti ha trasmesso questa? Beh, sicuramente tutto è iniziato da un lavoro sicuramente artigianale, che è quello che adesso prevale nella mia vita, ed è iniziato a giovanissima età. Avevo 13 anni quando andavo al lavoro con il mio papà, che lo faceva come secondo lavoro in un magazzino a Thiene. Però tu l'hai fatto il venditore? Io avevo 22 anni, mia mamma mi accompagnava e andavamo a diretto contatto con le famiglie, con le massaie, persone anziane che avevano bisogno anche di essere servite in un certo modo ed è nata una bellissima confidenza. Noi non vedevamo l'ora di riprendere il nostro giro settimanale per rincontrare le persone perché ognuno aveva qualcosa da raccontare. Quindi quando apri una forma rivivi un po' quei momenti? Li rivivo sempre. I profumi che si sentono sono un po' il senso profondo della stagionatura, no? Allora, noi lavoriamo oggi solo ed esclusivamente prodotti di formaggi a pasta dura, di qualsiasi tipo, qualsiasi dimensione e anche provenienze nazionali e non. Diamo il sapore al formaggio. Invecchiare il formaggio vuol dire avere una certa esperienza. Chiaramente il primo lavoro lo fa la qualità del latte, il casaro e la stagionatura. Pensate, in questi magazzini c'è qualcosa come 400.000 forme, 400.000, uno dei magazzini di stagionatura terzisti più grandi d'Italia, e ci sono prodotti noti come il Grana Padano oppure come l'Asiago, il Monte Veronese, però ci sono anche delle produzioni più limitate provenienti da altre parti d'Italia e dall'arco alpino. Ma perché proprio qui? Cos'è che stimola le aziende a scegliere Valdastico per stagionare i loro prodotti? Valdastico alla stagionatura dà un valore aggiunto secondo me e non solo, anche secondo qualche nostro cliente, perché siamo in un'area verde, in un'area meravigliosa. Abbiamo la fortuna di avere un fiume, il fiume Astico, che crea quella umidità importante perché tramite i nostri impianti si fanno i ricambi aria e avere un'umidità nuova, aggiornata, naturale è una cosa fondamentale. Quindi ci siamo resi conto della differenza e dell'aspetto migliore per lavorare i formaggi in questo territorio. Stagionare vuol dire affidare al tempo la maturazione del formaggio, cioè lasciare che trascorra il periodo di tempo giusto per permettere che il lavoro enzimatico che avviene all'interno di queste forme faccia il suo corso. Ma allora, qual è l'abilità del fare questo mestiere? Non bastano il tempo e le condizioni climatiche, insomma, qual è l'abilità dello stagionatore? Beh, collocare il prodotto nel locale idoneo e poi seguirlo.
guardarlo spesso. Noi gestiamo oggi circa 400.000 forme, poco più di 100.000 di formaggio grana, quindi lì c'è una automazione, mentre i formaggi piccoli lavoriamo solo esclusivamente a mano. E che lavorazioni fate qui nello specifico? Spazzolatura, oleatura e rivoltatura del formaggio. In questa azienda c'è un mix importante fra innovazione e tradizione, anche con la benedizione, tra virgolette, di un personaggio americano molto importante. Scusami Claudio, cosa ci fa Donald Trump, proprio lui, fra l'altro, su una forma di grana padano? Questa è un'idea nata qualche giorno prima della fiera di Bergamo, che si è tenuta lo scorso anno, il 27 e 28 di ottobre, che era in concomitanza con i dazi che Trump imponeva all'Europa, in questo caso all'Italia. Da lì abbiamo detto, ma perché non presentare questa nuova tecnica di personalizzazione dei formaggi con una immagine un po' provocatoria. Diciamo che ci siamo riusciti e questa forma di formaggio è stata visualizzata, fotografata da moltissime persone. In effetti oggi le TV più importanti la proiettano quando parlano dei dazi di Donald Trump. Che dite? Torniamo a fare un salto fuori? Io direi di sì. Dove mi stai portando, Claudio? Allora, questo nuovo spazio che abbiamo dedicato ad alcuni animali, avevamo un'area libera, abbiamo deciso di recintare per portare dentro 2 cervi, un maschio e una femmina, e poi abbiamo 5-6 danni. Ma e questo perché? Per occupare l'area in un modo piacevole. Poi la cosa bella è che d'estate abbiamo visite scolastiche e certo, è chiaro che i ragazzini si divertono. Quindi c'è anche una funzione didattico-ambientalista. Esatto, didattico-ambientalistica, e soprattutto anche per il fatto che qua abbiamo recuperato i vecchi corsi d'acqua. I primi sono stati fatti nel 1600, dopo che il Magistrato delle Acque ha autorizzato l'utilizzo dell'acqua dopo essere passata per le aziende, che erano falegnamerie e un maglio, e il magistrato ha autorizzato l'utilizzo per i corsi d'acqua per irrigare i campi. Ho avuto la fortuna, non so se fortuna, il destino, di essere in questo paesaggio fantastico, in questo territorio meraviglioso, di acquistare e portare la sede della mia azienda, e proprio nella mia proprietà ho trovato questi corsi d'acqua. Mi sono messo d'impegno nel giro di un paio d'anni, lavorando sabato e domenica con il picco e il badile. Ho riscoperto i vecchi corsi e quindi li uso e li ho portati alla luce. La tradizione riveste un ruolo importante nella vita e nel lavoro di Claudio, talmente importante che sotto il magazzino di stagionatura ha ricavato quest'ala dedicata agli strumenti antichi, quindi alle tradizioni, alla verità delle origini, ed è una cosa alla quale Claudio dà particolare valore, perché è qui che si assaporano i ricordi, certo, ma anche i sapori e le atmosfere di un tempo, quando nulla era così scontato come invece appare oggi. Perché vuoi raccontarle le radici, Claudio? Si stanno perdendo? Beh, si sono perse sicuramente. Anche se secondo me sembra ci sia un ritorno alle radici, e io lo spero vivamente, perché c'è tanto bisogno. Parto con questo, Claudio? Ma no, mi direi di partire con questo, perché questo qua è un po' più grosso. Questo è un asiago? Certo, questo è un asiago mezzano, 4 mesi di stagionatura, occhiatura perfetta, e si presta. Senti che roba. Posso fare il gesto come fa qui intelligenti, Peter? Mamma che profumo. In effetti, quindi in progressione da qua a qua. Esatto, da qua a qua passiamo all'estremo opposto, certo. Un formaggio di 30 mesi. Progrediamo allora. Evviva! Ciao ragazzi, e soprattutto grazie Claudio per averci raccontato la sua storia. State con me, continuate a seguire le mie cantierate, perché ve ne farò vedere
delle belle, magari ancora con Claudio, perché che qualcosetti in ballo, ma non vi dico niente ancora, vero? Senz'altro. Con calma. Grazie a te. Progrediamo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buon gioco.